Buonasera a tutti, vi do il benvenuto e per me è davvero un grande onore, un vero piacere dare il bentornato a due persone davvero speciali per tutti noi. Un ingegnere top manager, grande scrittore, ha bisogno di poche presentazioni. Ciriaco Feddu. E un'altra perla della nostra Sardegna, un antropologo, giornalista, scrittore speciale, professor Bandinu. Do il saluto mio personale da parte del sindaco Antonio Adis, del vice sindaco, di tutta l'amministrazione comunale. Sono giornate speciali per Budoni. Sono giornate in cui, nonostante le condizioni, ecco, questo maestrale ci permetterà stasera di respirare ancora di più aria di cultura, aria di bellezza, aria di poesia, nonostante la lettura sia di quelle che colpiscono il cuore e trafiggono l'anima, ma fanno riflettere. Quindi a tutti auguro davvero una buona serata, un buon ascolto, respiriamo cultura al fresco. Grazie. La storia può iniziare con una giardinetta che lasciava i fantasmi di Gairo Vecchio, una sera d'inverno nel 1953. A bordo ci sono 3 persone. L'autista, un certo Massimino, un meccanico che ha l'autofficina a Ierzu e sta usando l'automobile del medico del paese, un pastore, Giuseppe Peredda, fratello maggiore della passeggera seduta sul sedile posteriore, una ragazzina di 11 anni, Maria Peredda, incinta e ormai in procinto di partorire. Il signor Scano fa un salto sulla sedia e solleva la testa incredulo. 11 anni, Dio mio, incinta. Io sono gelata fino al midollo e dolorante. Mi sembra di aver ricevuto un pugno in piena faccia. Proprio così, risponde la maestrina e poi continua. Il viaggio dura evidentemente tutta la notte, dato che all'alba 2 uomini lasciano la ragazzina all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale di Ozieri e ripartono. In realtà dovevamo andare all'ospedale di Nuoro, ma per strada mio fratello aveva cambiato idea e costretto Massimino a proseguire per Ozieri. Nuoro è troppo pettegola, aveva detto. Io pregavo solo che facessimo in fretta. Ero terrorizzata da tutto ed ero sicura che sarei morta se avessi partorito in macchina di notte sotto il temporale. Ero una bambina. Avevo paura dei tuoni e dei fulmini, della pioggia battente. La strada e le curve non finivano mai, mai, mai. E i fari della macchina erano deboli, incerti. Mi ero addormentata e mi sono svegliata in una discesa ripida tra le case di un grosso paese. L'ingresso all'ospedale era sacrificato tra mura scure e incombenti. Scendi, mi aveva ordinato mio fratello. Vai avanti di lì e tieni la bocca chiusa. La signorina Dondi beve un caffè, beve un sorso di tè, si infila in bocca un intero petit four e si alza per prendere dallo scaffale una cartelletta giallastra con l'elastico. Noi stiamo immobili, in silenzio. Lei continua. Il medico si accorge che la sua giardinetta è stata usata, non so come, forse la mattina è andato all'officina a ritirarla e non l'ha trovata, forse ha guardato il contachilometri, se allora esistevano i contachilometri.
Massimino però confessa il viaggio e lo scopo, lo racconta ai passeggeri e molto probabilmente riporta qualche frase del passeggero che accusa il nonno della bambina. È una cosa atroce, è un crimine abietto e prega il medico di non dire niente in giro e tutto rimane segreto finché il meccanico non viene ucciso. È il mio turno di sobbalzare. Questa parte del racconto mi è del tutto nuova e senz'altro non mi aspettavo un omicidio. L'hanno ammazzato. Certamente. Ho recuperato i giornali di allora, guardate, apre la cartellina, l'Unione titola in prima pagina: meccanico di Jerzu ucciso a fucilate. La Nuova, sempre in prima pagina: agguato mortale a Jerzu. Scorriamo velocemente gli articoli, poi lei riprende. E 2 persone l'hanno aspettato di mattina presto e l'hanno ucciso prima che riuscisse ad aprire la porta dell'officina. I colpevoli non sono mai stati scoperti. Il medico ovviamente si preoccupa, ma invece di andare dai carabinieri fa 2 cose. Scrive un memoriale in cui riporta la confessione di Massimino e lo consegna in busta chiusa a un notaio, con il mandato di rendere pubblico lo scritto solo in caso di morte. E però ne parla con qualcuno, non sappiamo con chi, forse lo stesso notaio. Ricordiamo che nel sottofondo c'è un crimine più disgustoso di un omicidio: la violenza fatta a una bambina, una nipotina. Qualcuno tira le somme e quello che posso immaginare io è che si metta in moto la vendetta barbaricina. Allora esisteva ancora una specie di tribunale ristretto di saggi che indaga, decide la punizione per il colpevole e chi deve eseguirla. Ma sono congetture, sì, però passano alcuni mesi e il nonno della bambina, Graziano Peredda, che ospitava in casa la famiglia del figlio, scompare. Lo cercano nei burroni, nelle porcilaie, tra gli scarichi e le macerie di Gairo, ma niente. Una notte, un'ombra brutta butta un sacco dentro la casa dei Peredda. All'interno c'è la testa del patriarca orco. La voce della testa mozzata gira per il paese. La famiglia però non denuncia il fatto, nega. Hanno ricevuto però un avvertimento preciso che non possono dimenticare, e in poche settimane vendono le greggi e si trasferiscono tutti, padre, madre e 4 figli, senza lasciare tracce. Grazie per la vostra presenza e grazie all'amministrazione comunale. Avete ascoltato questa immersione nel linguaggio dell'autore, perché chi lo presenta usa un altro linguaggio, che è quello del commentare, è un linguaggio esterno, mentre è importante che voi vi siate disposti all'ascolto della parola, per come l'autore la dispone magistralmente nel racconto di questo dramma. Ma l'incipit del libro non è questo è il centro del dramma. Ma l'incipit del libro, con una abilità narrativa, l'autore ve lo presenta come questa bambina di 11 anni a 80 anni, seduta su una panchina di Alghero,
rientrata in Sardegna dopo esperienze di anni ed anni in Canada, ed è una donna sola. È morto il marito di Sla da pochi giorni, la figlia in Canada comunica raramente, il figlio in Canada non comunica per niente. Questa donna sola ha vicino, nell'immaginario, nel suo sentimento, un amico canadese, un cinese in Canada, che al suo fianco nella panchina le parla dicendo di andare a fondo nella vita, di non interessarsi di poche cose, di queste piccole angustie quotidiane, di avere la forza di andare dentro la sua esistenza. E lei si lamenta: ma come, tu mio caro amico vieni a rimproverarmi invece di confortarmi in questo dramma che vivo ora di disperazione? No, io non sono tenero con te, perché voglio che tu entri, che tu cerchi te stessa, dando senso a questa tua esistenza drammatica. E lei allora capisce che bisogna che faccia questo percorso labirintico a partire dai suoi 11 anni, quando incinta per violenza del nonno va da Gairo a Ozieri, saltando un oro perché lo scandalo non si propagasse. E Ozieri partorisce e le viene detto: tu ora scompari, questa figlia non ti appartiene. E lei, assunta, finisce ad Iglesias. E la bambina dalle suore Ozieri e poi da una famiglia come Intevizza de Anima. Separazione totale, drammatica, 11 anni, un giorno di vita. Com'è possibile regolare questo tempo? Com'è possibile armonizzare questo dramma? Questa fuga in Canada e questa bambina Ozieri. Due vite, come dire, parallele, l'una che ricerca l'altra, l'altra che ricerca l'una. E questa donna in una panchina di Alghero osservando il mare pensa: sì, occorre che io faccia questo viaggio che il mio amico Ung Der, il cinese canadese, le consiglia di fare, ed inizia questo itinerario labirintico alla ricerca di se stessa e della propria esistenza, e va a Gairo, nelle spoglie di una giornalista canadese che sta facendo una ricerca su un fatto strano, successo chissà quando, in un paesino dell'Ogliastra, di una bambina resa incinta dal nonno, con una poi serie di morti inspiegabili che avete ascoltato nella lettura. E fingendosi giornalista cerca di investigare. E il libro, con una maestria narrativa davvero suggestiva, racconta come questa bambina, che ha una memoria di 11 anni di Gairo, vede questa cittadina, questo paese. Cosa vuol dire un viottolo, l'angolo di una casa, un rialzo di collina, un fiore? Quale memoria? La memoria di una undicenne, di un dramma vissuto. Eppure riesce a seguire il consiglio del suo amico Ung Der e ancora insiste, cercando, chiedendo, intervistando, e qualcosa viene a sapere, ma non tutto, perché le notizie che riceve sono tutte notizie di scomparse. Ma la figlia, dov'è la figlia? Quella figlia partorita e subito esclusa dalla sua vita, separata drammaticamente del non più vederla. Dov'è? Come può, ritornando dal Canada, dopo 70 anni, 68 anni, ritrovarla? Dove? Come? Quando? Ed ecco questo percorso di questa donna che inizia la ricerca, che è anche una ricerca di se stessa, è anche
una ricerca della propria identità, come gli suggerisce il suo amico cinese-canadese, ritrovare te stessa per ritrovare tua figlia. E parallela la figlia dove è andata a finire? È andata un'impiegata di posta postale a Bosa, una vita sessuale dissoluta, di prestazione e di inquietudine, di un non sapere di sé e della propria vita e da dove venga e chi è la madre, chi è il padre. Chi sono i suoi? Non ci sono suoi. È una donna sola, in balia del tempo, delle intemperie del vivere, di un male del vivere, e che si sposa con un matrimonio burla, con un uomo discutibile, e va a finire a Rimini anche lei, e a Rimini diventa assessora del comune, intelligente, abile, ma sempre col dramma vissuto dentro di chi sono io, da dove vengo. Ho già raccontato molto, perché cosa vuol dire presentare un libro? È un invito alla lettura, a una lettura di un libro affascinante, perché ha uno spessore narrativo denso. È difficile che voi troviate in scrittori sardi anche affermati una potenza narrativa di questo tipo, cioè una capacità non solo di raccontare una storia drammatica, perché certo di un libro voi osservate la storia, ma la storia può essere raccontata in mille modi. Qual è il linguaggio che voi usate per raccontare una vostra storia? Nel linguaggio è il segreto della storia, non è la storia in sé. I Promessi Sposi è un bolero film. Renzo e Lucia si amano, uno si oppone e dopo tante avventure e sventure alla fine si sposarono e vissero felici e contenti. Un bolero film, solo che l'ha scritto Alessandro Manzoni, il più grande scrittore della letteratura italiana. E allora quell'apparente bolero film diventa il miglior romanzo della letteratura italiana. Quindi ciò che conta non è solo il racconto, la narrazione in sé, l'evento. Inventa una bella storia e scrivi un bel libro, non è vero. Tu puoi avere una bella storia e non la sai scrivere, non la sai raccontare, perché è nella scrittura poi il segreto della storia. La storia l'hai vissuta tu, ma adesso la stai raccontando agli altri. Gli altri non la conoscono la storia vera, quella storia tridimensionale dell'evento nel tempo. Conoscono la tua lettura. Come la rendi tu la lettura? Ciriaco Feddu rende questa storia non un caso particolare di cronaca, non un effetto dell'attualità, no, della violenza a 11 anni, della violenza contro le donne. C'è tutto questo, ma indirettamente, non è questo il motivo, non è questa la provocazione della scrittura. La provocazione della scrittura è una pulsione a raccontare, e a raccontarla in una sua dimensione totalizzante, cioè di pienezza, di sentimenti, di ragioni, di sfumature. L'analisi dei personaggi è un'introiezione, un'introspezione profonda per capire questo mondo femminile. Tutti i suoi romanzi sono romanzi al femminile. Il precedente, Rechella, è un'analisi di donne, quindi è riuscito a penetrare in un linguaggio che per un maschio è assolutamente difficile. Me ne sono reso conto io scrivendo un libro che ho presentato a Budoni mesi fa, Femmina, né fatta né strega, sulla questione donna in Sardegna. Come entrare in un mondo femminile parlando da dentro. Ecco, questa capacità narrativa in questo libro ha davvero uno spessore, uno quoziente estetico di grande livello. La ricerca di identità pone già questo problema. La nostra identità è possibile solo attraverso un nostro percorso esistenziale, interrogandoci, interrogando noi e chi è attorno a noi, interrogando i luoghi dove noi abbiamo vissuto, il terreno che abbiamo calpestato, i vari incontri, i pensieri, i sogni, le paure. Bisogna tornare indietro e ripercorrerlo per ritornare dove siamo. Allora noi abbiamo questo percorso identitario
e lo possiamo allargare alla Sardegna intera, di quale percorso identitario stia facendo o non stia purtroppo facendo. Ma poi c'è il racconto cronaca, sembra una breve di cronaca, una ragazza di 11 anni messa incinta dal nonno, no? E muore così. E invece non si ferma alla cronaca, perché il linguaggio comincia ad ampliare gli orizzonti della narrazione e lo rende un evento mondiale, un evento che riguarda tutti, non più quel paesino di Gairo, non più quella bambina di 11 anni violentata, ma diventa il dramma di una persona che perde tutto e tenta di riconquistare almeno gran parte, o perlomeno quel riconoscimento, quella riapertura, quel ritrovamento dell'oggetto amato, che era la bambina partorita da Ozieri ad appena 11 anni, Angiolina. Ecco, questo dramma raccontato così, con un linguaggio che investiga. Sono due donne i personaggi più importanti, madre e figlia. Come scrivere descrivendo una madre? Come scrivere analizzando, esplorando una figlia? E come scrivere questa relazione di ricerca impossibile, di ricerca difficile, di ricerca che forse, dico forse per voi, perché nel libro c'è, certo, il risultato, ma non ve lo racconto. Ed è anche un'altra dimensione geografica. Cina, Canada, Gairo, Alghero. Un percorso geografico. Come lo rendi in un racconto? Questa mappa mondiale. Come crei i relè comunicativi, come crei le connessioni narrative, senza farle diventare soltanto occasionali. Presi un aereo e poi dal Canada arrivò in Italia e poi ad Alghero. No, non è questo il modo di raccontare. Il modo di raccontare è un vissuto dentro. Quel viaggio è un vissuto dentro. È un viaggio nel tempo e nello spazio interiore, oltre che questo percorso geografico. E allora questa esperienza gli deriva dal fatto che Ciriaco Fetu è un viaggiatore in Asia, in America, in Europa, e quindi ha questa esperienza del viaggiare. E questa esperienza del viaggiare nel romanzo non lo riduce a percorsi di geografie scontate, ma lo riduce, appunto, dicevo, a luoghi, i luoghi, quelli che sono chiamati in sociologia luoghi indifferenti, i non luoghi li chiamano i sociologi, i non luoghi l'aeroporto, i non luoghi il supermarket, i non luoghi rispetto ai nostri luoghi tradizionali di famiglia, di comunità. Invece nel romanzo diventano luoghi vissuti, e vissuti dentro, e fatti vivere dentro ai personaggi che li percorre questi luoghi. Ecco, tutto questo è storia, narrazione, personaggi, geografie, tutti dentro un'analisi particolareggiata, linguisticamente ben condotta, anche la descrizione di un fiore, di un paesaggio, di uno squarcio di mare algherese, di un lago e di una canoa dei laghi canadesi. Non sono, come dire, brani suggestivi indipendenti dal racconto, no, anche questi squarci sono vissuti, quello spazio territoriale, quella zolla è vissuta dal personaggio, non è staccato, non è che nel racconto stacca e vi racconta un pezzettino di paesaggio e poi riprende il racconto, no, la forma descrittiva è tutta dentro la forma narrativa, è tutta dentro lo spessore della parola, per cui anche quello fa parte del sentimento, della ragione del personaggio. E così potrei continuare, dato che il libro ne offre di racconti e di specificazioni, ma io voglio coinvolgere l'autore, perché è lui che ha avuto questa pulsione del narrare e ha inventato il linguaggio. E allora gli chiedo, appunto, com'è il tuo approccio
Cioè questo fatto di cronaca ti ha interessato, certo, ma come tu l'hai vissuto dopo e come ti è venuto il racconto, come fa parte di un tuo progetto narrativo sequenziale, oppure l'hai buttato giù tutto intero, oppure hai dovuto spezzettarlo e cucirlo, cioè come è venuto il rapporto con l'evento e col linguaggio? A te la parola. Buonasera a tutti e buon vento, insomma. Facciamocene una ragione. Credo che noi avessimo una terapia di gruppo quando eravamo più giovani, ed era una tradizione molto portata avanti, molto seguita, che era quella un po' dei racconti del focolare. Non so chi abbia mai vissuto una tale esperienza, però diciamo, in un momento della nostra storia le cose avvenivano di fronte a un caminetto di sera, generalmente, sto parlando d'inverno, e c'era questa specie di terapia di gruppo, perché alla fine c'era una comunanza totale di fronte al fuoco, c'era uno che raccontava qualche storia, ma questa storia non era fine a se stessa, era una specie di liberazione, perché attraverso le storie ci si confessava l'uno con l'altro, era il momento di comunicazione, perché noi sardi abbiamo sempre questo fortissimo difetto di comunicazione l'uno con l'altro. Di fronte al fuoco, di fronte al caminetto, era facile aprirsi anche perché si spersonalizzava la storia, quindi si parlava di terze persone, non si parlava mai di se stessi, si raccontavano delle altre storie e si mettevano in comune. Allora, secondo me la letteratura va, e io la vivo in questo modo, vissuta a livello di, lo dico in sardo, di scanneggio, cioè come si dice in italiano? Di scabello, grazie. Di scabello, nel senso, non si può fare letteratura se uno si mette su una cattedra, come generalmente ci si mette quando io scrivo un saggio, quando io scrivo un articolo, quando scrivo qualche cosa, diciamo, che raccoglie tutta una serie di informazioni, le devo sintetizzare, le devo commentare, eccetera. Posso mettermi su una cattedra perché io sono detentore di tutta una serie di informazioni. Secondo me la letteratura va invece riportata a un livello diverso. Il livello diverso è quello di essere insieme, perché stiamo raccontandoci una storia, non c'è solamente chi racconta, ma c'è anche chi interviene nella storia, chi apporta del valore aggiunto, chi apporta delle proprie confessioni, delle proprie idee. Io mi metto sempre in questa situazione geografica. Questa situazione geografica è: io sono seduto su uno sgabello e sto raccontando alle persone a cui, diciamo, a cui io credo, le persone che sono mie amiche, le persone che io sento molto vicine a me in questo percorso qua. Cerco di raccontare una storia che evidentemente quale io sono venuto al corrente, e cerco di metterla in comune in maniera che questa storia qui diventi qualcosa che faccia riflettere, che faccia portare le persone a confessarsi con se stesse, che faccia portare le persone, diciamo, a mettere in comune i propri sentimenti. Questa secondo me è la letteratura. La letteratura è aprire dei mondi che si possono aprire perché in qualsiasi modo, perché io parlo di una persona, perché io parlo di un fatto, perché io parlo di qualcosa che in quel momento mi attraversa la testa, ma allo stesso tempo, diciamo, la letteratura è il fatto che chi ascolta quello che ci abbiamo da dire, quello che lo scrittore ci ha da dire, deve
trovarne un nutrimento e deve trovarne non un consumo. L'altro giorno si parlava, effettivamente il libro non è un bicchiere di vino o una bottiglia di vino, si consuma e poi è dimenticato da una parte. Un libro buono, sto parlando di un libro di letteratura, è un qualcosa che ritorna, è un qualcosa che si legge una, due volte, magari lo si rilegge dopo 10 anni o dopo 5 anni. I grandi scrittori hanno questa capacità qui di essere intanto universali, cioè di prendere un particolare che sta passando lì di fronte e farlo diventare qualcosa che è riconoscibile universalmente, ma allo stesso tempo di farlo diventare anche attuale, anche dopo diverso tempo. Chi legge Bulgakov, il maestro Margherita, lo rilegge 20 volte nella sua vita. Chi legge Salvatore Sata, Il giorno del giudizio, lo rilegge 20 volte lo stesso nella propria vita. Perché? Perché la seconda volta, la terza volta che lo legge, coglie degli aspetti nuovi e si sente diverso, perché chiaramente è passato il tempo, quindi l'animo umano è cambiato e quindi trova dei nuovi stimoli e delle nuove pulsioni. Chi scrive deve arrivare a questo punto qua. Allora, se noi parliamo non di narrativa di tipo facile, diciamo, narrativa può essere di diverso genere, anche la narrativa sportiva, voglio dire, dignitosissima, per carità, non stiamo facendo un giudizio di merito, ma se stiamo parlando di letteratura, il compito diciamo, di chi scrive, l'obiettivo, un po' la missione è quello di effettivamente entrare in contatto col proprio lettore e invitarlo fortemente a riflettere su che cosa? Sulla vita. Noi stiamo parlando della vita, della morte, dei temi esistenziali che ci toccano nel profondo, non è il singolo fatto di cronaca che ci può devastare, che ci può colpire, ma che poi rimane un singolo fatto di cronaca, ma è la nostra vita quella che è in ballo, è il nostro pensiero di quello che viene dopo la vita, eccetera. Quindi la letteratura è questo qui, la letteratura è uno sforzo immane, devo dire immane, perché bisogna lavorare tantissimo e come diceva Marchesio Bandino, attenzione, la letteratura è il linguaggio, quindi non si può fare a meno del linguaggio. Se uno non lavora sul linguaggio, non lavora sulla parola, sulla frase, sulla struttura, sulla costruzione dei personaggi, allora non sta semplicemente facendo il raccontino da bar, ma non sta facendo letteratura. Quello che io voglio, per rispondere adesso a quello che diceva Marchesio Bandino, a me interessava molto e interessa molto l'universo femminile, sto cercando attraverso, diciamo, alcuni libri di approfondire questo universo femminile che è così straordinario e così vario, così variegato. In questo caso, attraverso questo racconto, che poi è un racconto che mi ha fatto un mio amico, che si chiama poi Felice Corda, che è lì seduto, quindi non è nato da me, è un racconto che è avvenuto, non è avvenuto di fronte al fuoco, ma diciamo è come se fosse avvenuto di fronte al caminetto. Abbiamo parlato di questo fatto e effettivamente si colgono in una situazione di questo genere tutta una variegata, una varietà di sentimenti che poi alla fine sconvolgono, però questo è diciamo l'obiettivo da raggiungere. Quindi uno si immerge in questo tipo di racconti e fa effettivamente della letteratura, di questo ne possiamo parlare, cos'è la differenza tra la letteratura, la narrativa o comunque diciamo quello che è l'intrattenimento, oppure il libro è completamente diverso ed è un libro molto più leggero, molto più magari più facile da leggersi in aeroporto o mentre si sta andando da qualche parte, ma non è letteratura. Questo aspetto è molto importante oggi, perché invece vanno di moda i romanzi facili, perché c'è una difficoltà oggi nel rapporto con la parola, è più facile il video,
siamo un po' tutti figli dell'immagine adesso, la parola invece richiede riflessione, meditazione. E questo libro certamente non risponde a chi superficialmente vuole sapere, come nei noir alla moda, chi è il colpevole, come va a finire, e una volta che sapete la storia lo abbandonate perché ormai sapete tutto, sapete chi è il colpevole, chi è che ha ammazzato, e magari è il maggiordomo, e poi il romanzo è finito. Però io volevo insistere su un aspetto nella tua scrittura. Quando tu racconti anche, fai una descrizione, un'analisi del paesaggio o un'analisi interiore, c'hai un modo di raccontare sempre interiore, cioè sempre un vissuto dentro, lo chiamo io. Ecco, da che cosa ti viene? Una domanda difficile da farti, cioè com'è che tu riesci a interiorizzare il fatto, a farlo tuo e poi a esprimerlo linguisticamente? Se quel mondo che stai osservando, quella dimensione sia umana sia di paesaggio che stai osservando, persona o cosa, sono fuori di te, com'è che tu hai questa capacità di portarla dentro di te e raccontarla? Voglio dire, tu non hai fatto studi di psicologia e partono da esperienze tue particolari. Qual è questo rapporto tra la tua interiorità e quella dell'altro? Una domanda difficilissima, perché il discorso è questo, che io credo che ci voglia una grande dose, fatemi dire, di amore nell'affrontare le cose, e anche la scrittura. Ovvero, se io mi limito a fare un discorso di pittura, ovvero devo a un certo punto raccontare un mare o devo raccontare un vento come questo che viene qui a sconvolgere la nostra serata, a vivacizzarla, a renderla particolare. Questo è un modo di affrontare le cose. L'altro modo è quello di invece immergersi in questo vento qua con grandissima partecipazione, con grandissimo, fatemi dire ancora una volta, amore, e a questo punto andare a vedere cosa sta succedendo dentro di me, perché questo vento mi sta cambiando, perché questa situazione mi sta sembrando di un certo tipo piuttosto che un altro, perché un paesaggio mi trasmette certe sensazioni rispetto che un altro. Questo richiede un passaggio ulteriore, non è semplicemente il fatto di descrivere una cosa. Questo secondo me è il compitino che si fa all'elementario, il compitino che si fa al liceo, se si vuole essere più precisi, eccetera. Però non è questo, questa non è letteratura, perché letteratura è proprio questo qui, è quello di invece astrarre le cose e farle diventare qualche cosa che richiedono, che, voglio dire, io posso esprimere la mia angoscia dicendo che sono angosciato, d'accordo? Parlo del mio sentimento e dico guardate, stasera sono angosciato perché c'è questo vento che mi sta angosciando. Però questo è una maniera, non si fa mai in un libro, non si parla mai dei propri sentimenti in questo senso qua, perché è stupido, no? Cioè dico, sono angosciato, vabbè, adesso sono angosciato. Se io invece descrivo quello che mi sta procurando questo vento che è pieno di pupas, perché lo guardate, lo sentite, questo vento è pieno di spiriti, questo vento ci sta dicendo qualche cosa, questo vento ci sta parlando, questo vento ci sta conducendo da un'altra parte. Se non ci fosse sarebbe una serata completamente diversa questa, d'accordo? Anche come temi, come tutto. No, noi siamo qui in mezzo a un vento e questo fa parte di noi, ci sta trasmettendo delle cose molto forti
Allora è la capacità di cogliere queste cose qui. Questo vento è pieno di spiriti, lo sentite o no? Perché è pieno di spiriti. Allora o noi riusciamo a cogliere questo e quindi lo portiamo nella nostra pagina e poi lo trasmettiamo, e non stiamo parlando né dei nostri sentimenti né del vento, stiamo parlando di quello che ci sta trasmettendo a noi, oppure non stiamo facendo della buona letteratura, secondo me. È uno sforzo, non è una cosa facile, però bisogna arrivare a questo se si vuole trasmettere delle emozioni. Se io devo trasmettere delle emozioni, non posso trasmettere delle emozioni dicendo semplicemente sono angosciato, ci riesco. Arrivederci, torna domani, perché noi di gente angosciata ne vediamo tutti i giorni. Qual è la novità di Sardegna? Sono tutti depressi, tutti angosciati, tutti con le palle in terra, cosa volete? Avete ascoltato una meravigliosa analisi di come uno scrittore visita la realtà che gli sta attorno, entra dentro, la porta dentro di sé, la interroga, la esplora. La metafora del vento potete allargarla di altre metafore particolari, cioè come l'evento avviene e ti trasforma, come tu lo vivi. L'evento in sé oggettivamente non ha valore, e che misura questo evento produce in te sensazioni, emozioni, paure, pensieri, ragionamenti, come articola questo vento la tua comunicazione nel momento esistenzialmente. Non ascoltare la voce del vento, perché ti perderesti, perché il vento porta con sé le anime dei defunti, dice, perché il vento porta sasani marmalas, e allora stai attento, non seguirlo, lascialo passare. Canno tue ide zagara spezzaglias, vedi gli orizzonti rossi al tramonto, agheras spezzaglias, di carne, vuol dire che succederà qualche cosa. E il vento ce lo dice, che trasporta degli uomini sospiri. Ecco, vedete questa metafora del vento come vi fa capire la procedura narrativa di Ciriaco Fetto, come avviene la sua relazione comunicativa con l'evento, che è al di là della narrazione pura in sé, ma è dentro la narrazione del linguaggio. È il linguaggio la chiave di volta, è la parola che nel suo combinarsi con altre parole produce sentimenti e ragioni. E questa è una metafora indovinata del vento, presa dalla nostra esperienza particolare, per dire invece di rimandarla a tutte le nostre metafore del rapporto che noi abbiamo con le cose. Io l'altro giorno guardavo nell'entroterra di Calaluna, nel territorio di Dorgali, un ginepro secolare, vivo e morto ad un tempo, con delle curvature, ormai un ramo postato per terra, un altro che ancora dava segni di vita, e mi raccontava una storia incredibile. Ecco, si può scrivere un libro su questo ginepro martoriato dal tempo, perché mi raccontava tutta la sua angoscia e la sua felicità di un'esistenza vissuta. Questo è il modo di raccontare il rapporto con l'altro e la ricchezza che tu riesci a trovare nell'altro. Un'ultima domanda volevo fare a Ciriaco Fetto. Come lo scrivi? Di botto? Sei preso da una pulsione narrativa e scrivi pagine intere? O scrivi poco? Come ti vengono in mente? C'hai già un canovaccio che hai già immaginato anche a livello geografico? Oppure nel momento in cui scrivi ti vengono in mente altre storie e crei delle composizioni, delle associazioni? Cioè, com'è il rapporto del tempo nella scrittura? Quanto tempo per produrre? E come si organizza questo tempo? Come si connettono
le narrazioni a livello geografico, storico, 80 anni di vita, come la leghi nella narrazione? Sei preso da una specie di invasamento e scrivi pagine, pagine, pagine finché non ti stanchi? O sei un compositore ragionante? Grazie, bravissimo, Martino, veramente bravissimo. Non ho mai un canovaccio in testa preciso, guai, perché se no mi annoierei a morte con un libro che devo sviluppare in una certa situazione. Il libro mi prende la mano, il libro mi porta dove vuole lui. Francesca era Francesca che raccontava, non ero io che raccontavo. Rechella l'ho seguita lo stesso in Argentina, eccetera, ed era Rechella che mi parlava. Queste due donne mi hanno completamente conquistato, una per certi versi e una per l'altra. Io le ho seguite passo dopo passo, pagina dopo pagina, ma senza affamarmi, voglio dire, non sono stato preso da un raptus. Io, diciamo, sono un pessimo scrittore, nel senso che un capitolo lo devo scrivere 16 volte. Se non lo scrivo 16 volte non riesco effettivamente a venirne fuori. Questo è il mio limite, non lo so, però io devo riscrivere, scolpire, e allora entro dentro il personaggio. Alla fine io sono il personaggio. Questa è la cosa che mi porta avanti, no? Perché è il personaggio che mi parla, è il personaggio che mi porta a dire delle cose, a dire quelle cose lì e non altre. E la difficoltà è nella coerenza, la difficoltà è nel non farsi travolgere, perché noi siamo, se ci pensate, noi siamo ricchissimi di storie, noi siamo ricchissimi di personaggi, noi viviamo in un substrato. Adesso soprattutto della Sardegna che conosco di più di altre regioni italiane, ma noi abbiamo una ricchezza interiore incredibile. Io faccio le conferenze su Dostoevskij e poi parlo di tante altre cose, perché di colpo sono delle cose che ti avvingono, che ti vengono sopra e devi esprimerle per forza. Quindi il problema è di disciplina più che di ricchezza, il problema è di disciplina. Un libro è un grandissimo sforzo di disciplina e di coerenza, e quindi ecco perché ci torno 16 volte sul capitolo, perché se non si tornano 16 volte, si torna 3 volte, siamo ancora a livello artigianale, a livello di semplice scrittura per piacere. Io non scrivo per piacere, io scrivo perché ne ho bisogno fortemente da un punto di vista psicologico e psichiatrico, e perché allora a questo punto scrivendo arrivo a qualche punto che mi interessa, quindi lo faccio per bisogno, non bisogno economico, anche se comprate magari per piacere. Però il discorso è non scrivo per piacere. Il libro è in vendita, questo è un invito alla lettura, disponetevi all'ascolto ora, disponetevi meglio ancora alla lettura, e non è un libro di consumo. A volte io in spiaggia chiedo, quando vedo uno che legge un libro, e che per curiosità e inopportunamente mi presento e dico: ma sono curioso di sapere cos'è un libro in spiaggia. E vedo per esempio anche stamattina un bel romanzo americano di 900 pagine. A me fa paura già, 900 pagine per me è già la denuncia alla Procura della Repubblica. E beh, dice, perché questo mi basta per tutto il mese. Cioè è il libro del consumo, in spiaggia, qua e là io leggo alcune pagine, tanto il libro è lungo, una sfida che non finisce più. Ecco, questo non è un libro da consumare.
è un libro che ti dà qualcosa, che ti arricchisce, che ti mette in un mondo, di narrazione, di esperienza di vita e ti dà qualcosa. Il libro è in vendita, se qualcuno vuole intervenire anche alla luce dell'ascolto, anche se non l'ha letto, può essere interessante. Noi vi ringraziamo, abbiamo reagito bene a questa maestralata, quindi siamo molto contenti. Grazie a tutti quanti per l'ascolto, per la resilienza. Voglio solo dire che magari la location, il vento, il freddo ci ha sferzato, ma nonostante tutto io posso dire di essere un privilegiato. Stasera possiamo davvero dirci privilegiati perché ci siamo fatti avvolgere da una capacità espressiva del professor Bandino che davvero ci ha fatto emozionare nel raccontare questa storia in una maniera davvero che ha riempito il cuore di armonia nonostante i temi forti, eppure il piacere dell'ascolto supera tutto, supera le condizioni climatiche, supera ogni tipo di evento come questo, eppure ci ha davvero riempito il cuore. Non posso che ringraziarvi davvero a nome di tutti, è stata una gioia essere qua con voi, ringrazio tutti davvero per la presenza, ringrazio la libreria Amadori, sempre presente quando c'è da proporre qualcosa di davvero interessante che arricchisce davvero il cuore. Ringrazio la nostra bibliotecaria Giovanna Paola che è sempre speciale. Ci sono i libri in vendita e davvero non vedo l'ora di acquistarlo, di avere la sua dedica e non vedo l'ora di leggerlo. Grazie a tutti. È un libro d'amore, ricordatevi, un libro d'amore.